Buonasera lettori e buonasera lettrici, benvenuti a un nuovo appuntamento con Librarium, l'isola narrativa. Questa sera ci trasferiremo sui tacchi, in particolare a Ulassai, e lo faremo insieme a Giampiero Piras. Grazie a Giampiero di essere venuto qui in trasmissione. Lo faremo con il suo libro Isistas de Ulassai, un libro di componimenti, una raccolta di poesie scritto interamente in lingua sarda. Prima di parlare con il nostro gradito ospite vi ricordo le nostre frequenze. Ci potete sentire in FM 102 e 104 provincia Ogliastra, in FM 100.5 Tertinia, FM 92 Sarrabus, FM 88.6 Nuoro Centro. Ci potete ascoltare anche sul nostro canale DAB 9C Cagliari e Interland. Ci potete contattare al numero 0782 622 505 e su WhatsApp al numero 379 1374 733. Ci potete seguire su Facebook Radio Stella Tortolì, su YouTube Radio Stella Tortolì e poi sempre sul nostro sito internet www.radiostellatortolì.it. Ci sentiamo tra pochissimo con Giampiero Piras, dopo qualche istante di pubblicità. A tra pochissimo. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta trofie fresche cuore dell'isola 400 grammi a €1,99. Riso Flora belli insalata 1 chilo a €1,79. Latte UHT parzialmente scremato senza lattosio podda 1 litro a €1. Biscotti gocciole pavesi chocolate o extra dark 500 grammi a €2. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta pasta cellino 500 grammi a 50 centesimi, passata di pomodoro mutti 700 grammi a €1, olio condisano Dante 1 litro a €3, fragole confezione da 250 grammi a €1,29. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30.
amici lettori e amiche lettrici, bentornati in studio. Siamo in compagnia di Giampiero Piras e del suo ultimo libro, Isassas de Ulasai. Giampiero, il libro, questi 52 componimenti dedicati al tuo paese, Ulasai per l'appunto, sembrano un inno alla natura, un inno al paese, un inno alla vita lenta. Come nasce questo libro? Allora, questo libro nasce, diciamo, come una sfida mia personale con la lingua sarda, perché io la lingua sarda non la conosco benissimo come dovrebbe ogni sardo, secondo me, però io sono uno di quelli che non la conosce benissimo. E quindi mi sono voluto cimentare in questo libro, in questi componimenti con la lingua sarda, dopo aver già scritto altre 2 in lingua italiana, perché ho sentito la necessità di farlo. Ecco, questa è per cui sono partito con, diciamo, un po' provando a vedere così come esce, e ho visto che si poteva fare e che avrei potuto farlo, cioè anziché mettere in evidenza i miei sentimenti in lingua italiana, li metto solamente in lingua sarda. È stato un tantino più difficile, però in qualche modo sono riuscito a venirne a capo. Ecco, questa è dico che principalmente parlo della mia Ulasai, perché è il mio centro abitato, dove sono nato e a cui tengo particolarmente, è tutto quello che poi accade ad Ulasai. Diciamo che la mia estensione nella cosiddetta poesia non è programmata, ma bensì arriva dal vissuto quotidiano, ecco, da quello che sono i miei sentimenti riguardo a quello che quotidianamente ci accade, insomma, e quindi trovo il momento per metterlo in evidenza attraverso questi versi, e così ho fatto, ecco. Grazie Giampiero, infatti io dicevo che è un inno al tuo paese, ci sono tante cose che riguardano Ulasai ovviamente, tanti ricordi, ma com'è la tua Ulasai oggi? La mia Ulasai oggi, rispetto a quella che io conobbi da ragazzino, è molto cambiata. Diciamo che abbiamo tanto in più, abbiamo acquisito anche come cultura ad Ulasai, mentre prima la gente era molto più tenuta in sé, molto più chiusa. Oggi invece vedo questo paese molto più aperto verso l'esterno, tant'è vero che tante persone vengono ad Ulasai. Sarà anche per questo probabilmente che stiamo vivendo dei contatti che arrivano da varie parti d'Europa e del mondo anche addirittura. E questo ci ha sicuramente arricchiti verso questa nuova particolarità di vita che stiamo conducendo attualmente. Un paese tra l'altro molto bello, è un paese dove ferve la cultura, dove ferve lo sport e l'amore per la natura, traspare nei tuoi componimenti, però traspare veramente anche quando si passa a Ulasai, perché avete un panorama straordinario. Sì, è vero, io tutte le mattine me lo gusto questo, nonostante ci abbiamo fatto l'abitudine a vedere queste cose, a vedere le montagne, Isassas appunto, a vedere questo panorama che spazia fino al mare, all'orizzonte del mare. E diciamo che è un piacere vederlo tutti i giorni, ecco, è un piacere e me lo godo tutti i giorni questo. Penso così che queste mie emozioni le susciti anche ad altri, tant'è vero che alcune persone hanno cominciato già a voler stare ad Ulasai. Abbiamo avuto degli ingressi di stranieri che vivono attualmente ad Ulasai e addirittura hanno anche famiglia ad Ulasai. E questo non può che farci piacere e inorgoglirci un pochino. Ecco. Un paese straordinario, abbiamo parlato anche un po' di memoria, tu hai detto che è cambiato ovviamente da quando eri piccolo tu, e infatti hai dedicato proprio un componimento alla memoria e si intitola Arregodus. Sì, diciamo che io sono ricordi di gioventù, dove naturalmente ogni ragazzo cerca di misurarsi con quello che è il suo mondo. Io da giovane cercavo di misurarmi con quello che vivevo, insomma, era lo sport, era la natura, erano le ragazze, perché da che mondo è mondo gli uomini cercano le ragazze.
E insomma questo ho voluto mettere in evidenza in questo componimento, che penso di esserci riuscito. Per quello che mi riguarda so di esserci riuscito, poi naturalmente il giudizio sarà al lettore che dovrà esprimerlo. Io ho letto questo libro con molto piacere, ho trovato, come ho detto all'inizio, veramente un inno alla natura. Descrivi veramente bene il paesaggio ulasese e anche l'amore per la natura, che credo sia una cosa che ti contraddistingue, a parte l'amore per la cultura, perché so che partecipi a tantissimi eventi culturali. Hai ricordato tu prima che hai scritto anche due libri, prima di questo che è uscito nel 2025, ricordo i titoli: Il mondo ci sorrideva e noi non perdevamo un istante, del 2023, e Solo col buio si vedono le stelle del 2024. Quindi Giampiero, raccontaci un po' di te, cos'è questo amore per la natura che traspare da queste poesie? Ma diciamo che non saprei neanche cosa dire di più. Ecco, io la natura la vivo anche perché ci lavoravo nella natura. Io ci ho lavorato per Forestas per 43 anni, quindi insomma ci ho vissuto buona parte della vita e non potevo non provare un sentimento particolare per la natura. Tutt'oggi, nonostante abbia cessato di lavorare, mi piace vivere la natura, vivere la campagna, coltivare il mio orto, il mio frutteto, eccetera, fare le passeggiate, le escursioni a cui non rinuncio, raramente rinuncio. E tutto questo insomma mi affascina ancora ed è penso che sia una ricchezza che voglio conservare, ecco, questa. Grazie Giampiero. Hai detto passeggiate, escursioni, il tuo orto, Certo. ma Aulasai lo ricordiamo anche come il paese dell'arrampicata. Ti sei mai cimentato in questa disciplina? No, ho troppa paura dell'arrampicata, diciamo, penso che sia troppo pericoloso per me. Da giovane ho fatto anche lo speleologo, devo dire ma era tutta un'altra modo di vivere, insomma ero un pochino più azzardato. Oggi con l'età non me la sento di rifare questo, ecco. Da giovane facevo parte del gruppo speleologico Nino Businco ad Aulasai e facevamo le escursioni, andavamo in grotte, voragini, insomma queste cose qui. E qualche volta sono anche imbragato e sono pure andato giù per diverse decine di metri, insomma. È stato un momento affascinante, ma oggi penso che non lo rifarei. Troppo timore. Certo. Anche io ho un po' di paura, però è anche una bella visione per gli occhi vedere questi sportivi, questi arrampicatori che scalano le montagne. È veramente bellissimo. Giampiero, abbiamo parlato della memoria e tu dedichi un componimento a una figura che nei nostri paesi è scomparsa ed è Subandidori. Ci racconti un po' chi era Subandidori e come venivano comunicate le notizie? È una cosa che mi affascinava quando me ne parlavano i miei genitori e i miei nonni, perché io non l'ho conosciuto, perché ho conosciuto altri tempi quando le informazioni che la comunità o il comune voleva trasmettere alla comunità venivano espresse con il cosiddetto bando, insomma c'era un microfono e dei ripetitori che informavano appunto di quello. Subandidori invece era una persona che passava per le vie del paese a dare l'informazione che il comune, l'amministrazione comunale intendeva trasmettere ai propri cittadini, e questo era una cosa che affascinava perché iniziava con questa classica "si informa sa popolazioni", questo mi risultava molto simpatico, ecco, e quindi ci ho voluto scrivere un componimento. Infatti il componimento inizia proprio così, come hai detto tu, si avvisa sa popolazioni. E noi abbiamo parlato di memoria, di natura, un inno a Aulasai, continueremo a parlarne dopo qualche istante di pubblicità. A tra pochissimo.
Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta pasta di semola Rummo varie trafile 500 grammi a 79 centesimi. Passata di pomodoro Casar 680 grammi a €1. Anguria Baby a €1,59 al chilo. Gelato Nui vari tipi 4 pezzi a €3,99. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Heineken 33 CL a €1. Pizza Margherita Bella Napoli Buitoni 365 grammi a €2. Ammorbidente felce azzurra Mon Amour Blumare 60 lavaggi a €3. Carta cucina Regina di Cuori 3 rotoli a €2. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Eccoci tornati in studio, siamo in compagnia di Giampiero Piras che ha dedicato una raccolta di poesia al suo paese Aulassai e c'è un componimento che si intitola per l'appunto Aulassa. Devo ricordare una cosa, che la prefazione è stata fatta da Tore Senes, un tuo amico e un poeta improvvisatore, insomma lo salutiamo, vero Giampiero? Sì, sicuramente. Ho molto piacere di citarlo, Tore, perché è veramente un caro amico che ha voluto abbracciare questa richiesta che gli ho fatto di farmi la prefazione. Insomma, ci tenevo particolarmente che fosse lui, essendo lui un poeta sardo, improvvisatore che è discretamente bravo sul palco, insomma, che abbiamo avuto modo di apprezzare diverse volte. Ecco, e ci tenevo che fosse lui a farmi questa prefazione. Tore Senes di Bonorva. Di Bonorva. Naturalmente il tuo libro di componimenti inizia con Isassas de Ulassai e il secondo è proprio Aulassai. Aulassai, sì. Giampiero, ci leggi qualche riga di questo componimento per chi ha il libro, è a pagina 15. Aulassa. Ulassa, ingiriata ai monti se stui esusu ed esutta a orienti gasti a Samari. Acquedotto d'ogni amengiano mincrarari e biri su soli nascendo in cui su maratesu.
Beni posta in sogliastra a mesu, a spesau geniar del rao valori, e poeta schisanovan cun onori, sutta su disiddu chi allevi ad ogni avesu. Alto considerio d'Antonaur bidda circostantis, castienda a tui commente una matrona, poitta nascia e crescia in oraona, ma non naran su mattessi stuo residentis. Sulla sesu, che spuro orgogliosa modo su, non esprimi banto po' canto ha fatto, discoidenda via su mano contatto, a coligia de tutto su strangio che se sta presiao. E issu, contento pari chi sia da barrau, bene che in noi raigini o li ponniri, a trabagliai se esposto con convinzioni, disiglioso chi pari va dentro su base torrau. Se stotto un umolino de genti noa, degando ai gusur monte os accapiao su nastro, se stirendo l'estra inanti chi pare sinastro, chi vedi sa gioventù di tua, nuova barra da coa. Istorico e su momento non ti rulassi sfuiri, se fitteus puru già ioga un ceur des intentu, cavustis presoneri scoenda foculento, po gircai adere saranoa in tempus avenniri. E con a regioni e bantus fun terribaus, cun 100 posto de trebaglio lompus a ristoro, gracius a s'amministrazione de sus indicus oru, e su drumento e su 90 non si seus abarraus. E in cussas cristas spoglitas e ventosas, chi eus connotto esempri a spinarva e murdego, fatto e urlogo a il molino de suento, po consolo des comunalis cassas, e ponaias illustre Marialai depitus honoris, posto e un risorsa e renovas antica stazioni, fendo de gussas domus cum bonu senso e passioni, museo vos arti sua detras armaduras e genialis. Naru bogussu che scusto su cammino esighiri, non manchendo mai onorare sa cultura, che sa sola cosa che prima sa revesa e savura, fiducioso un buonar novas e mengiurbiri. Bellissimo componimento, Giampiero, complimenti. E qui parliamo anche di arte, perché parlare di Ulassai significa parlare anche di Marialai. Tu citi Certo. su nastro, il famoso nastro celeste di legarsi alla montagna, l'opera del 1981 che ha legato tutti gli ulassesi, e poi parli anche della stazione, dell'arte, un grandissimo vanto per Ulassai aver avuto un artista simile a Marialai. Certo, io ricordo bene l'81 quando, e anche mesi precedenti e qualche anno precedente, quando c'era ad Ulassai questa disputa sul monumento ai caduti, ecco. Che Ulassai era un paese che non aveva il monumento ai caduti, cosa che ci dispiaceva tantissimo, perché anche noi abbiamo avuto dei caduti e insomma e tutte quelle che sono le conseguenze che ne sono derivate. E ci si apprestava alla costruzione di questo monumento, nonché venne chiamata per l'opera Marialai, che rifiutò categoricamente. Lei disse: non è necessario fare i monumenti ai caduti, anche perché io non vorrei cimentarmi in questo, preferisco fare qualcosa per i vivi. E dopo diatribe, discussioni eccetera, riuscì nel suo intento Marialai, e questo è il risultato, insomma, che tutti abbiamo potuto apprezzare, il legarsi alla montagna, che ho vissuto naturalmente da ragazzo, anche se io ero uno di quelli che era piuttosto scettico sulla cosa, tant'è vero che la avversavo in un primo momento, ma solo per un momento, perché poi abbiamo capito quale spessore aveva la sua arte, insomma. Sono d'accordo con te, insomma avete riconosciuto questa grandissima certo. artista, bravissima Marialai. Giampiero, tu parli anche di un tema sociale che è sempre attuale, quello dell'emigrazione, e infatti hai dedicato un componimento che si intitola proprio Emigrazioni. Perché la scelta di questo tema? Emigrazioni perché, allora, io nella mia famiglia ho avuto degli emigrati, anche mio padre è stato emigrato per diversi anni quando io ero un ragazzino piccolo, per cui insomma quella che è la sofferenza di un familiare che non può stare con i suoi cari, insomma è una cosa che chi lo prova sa cosa vuol dire, ecco, è una cosa molto difficile. E anche nella famiglia di mia madre 2 suoi fratelli sono immigrati in Francia, e uno di loro tra l'altro adesso non c'è più,
mentre invece un altro vive ancora ed è rimasto in Francia, per cui insomma famiglie spezzate da questa necessità di trovare lavoro, e credo che il tema meritasse qualcosa, e io ho voluto infatti cimentarmi in questa cosa. I temi sono veramente tantissimi, però c'è un tema che riguarda quella che è la tua scrittura. Moi capo in Bissau, cosa significa per chi non capisce il sardo, e di cosa parla questo componimento? Allora, questo componimento parla, diciamo che le prime difficoltà che ho trovato nello scrivere il libro, naturalmente perché la lingua mi era piuttosto difficile e mi è difficile tuttora, era uno scoglio che volevo superare, ma che veramente era uno scoglio, insomma, si faceva sentire. Pian piano che ho cominciato a scrivere i componimenti, più di uno, allora ci ho provato gusto, insomma, la cosa mi interessava, mi piaceva, e quindi ho voluto, infatti, Moi capo in Bissau, questo vuol dire che adesso ci ho preso gusto, continuo a scrivere, vedo un po' se riesco a fare il libro, questo era l'intento. Adesso Giampiero, hai iniziato a scrivere, ci hai preso gusto, abbiamo ricordato i tuoi precedenti libri, li ricordo ancora, Il mondo ci sorrideva e Noi non perdevamo un istante del 2023, e Solo col buio si vedono le stelle del 2024. Nel 2025 è uscito questo, invece adesso cosa bolle in pentola? Stai preparando qualche... Adesso sto per mandare in stampa un nuovo libro di poesie in italiano, sardo non penso che mi sia possibile ripraticarlo, insomma, per il momento no, però in poesie classiche in italiano come gli altri due precedenti, penso che uscirà i primi di agosto, ecco, questa è la data che abbiamo previsto. Giampiero, allora noi ti aspettiamo col tuo nuovo libro, ti ringraziamo per questo bellissimo raccolta di poesie, Isassas de Ulassai, lo vedete qui in video. Giampiero, grazie per essere stato il nostro ospite, ti aspettiamo la prossima volta, e un saluto a tutta Ulassa. Grazie.